Lega, visto che sono stato militante fino a pochi giorni fa e con amarezza ho dovuto abbandonare il progetto all'interno di questo partito perché erano anni che non mi ritrovavo più con le mie idee all'interno di questo movimento. Mi sono ritrovato a vagare all'interno di internet alla ricerca di nuove strade e per caso mi sono affacciato al sito del Partito Nazionale Veneto e all'inizio ero incuriosito da questo sito, da come era strutturato, dal modo giovane di affrontare le cose, e ho contattato tramite il sito i responsabili di questo movimento e ho deciso di partecipare a alcune iniziative che loro organizzavano per capire dal vivo, chiaramente vedendo le persone parlare, esporre i propri contenuti, cosa e come si potesse arrivare a questo loro obiettivo, che era comunque anche il mio, magari visto in maniera diversa, ma era un obiettivo identico al loro. Ho partecipato a varie iniziative che loro hanno organizzato sia a Verona che in altre situazioni, e in ultima battuta a Verona, dove ho assistito all'incontro che avete assistito anche voi stasera, dove è stato illustrato praticamente tutto il percorso che deve essere fatto per arrivare a questo obiettivo, e ho ritenuto che fosse una cosa molto valida e sensata, diversamente dal percorso che sta percorrendo oggi la Lega, che ormai non è più sensato e non lo ritengo più percorribile. Poi curiosamente, dopo aver fatto questo passaggio, mi sono ritrovato, sentendo anche l'amico Floriano che è qua presente, visto che l'avevo invitato a questa serata, a sentire che c'erano dei nuovi movimenti che stavano nascendo, che ad esempio c'è la Lega Lombardo-Veneta, che ha appena fatto un incontro anche a Desenzano, e per curiosità sono andato a curiosare sul sito che stanno creando, e mi è venuto un po' da ridere. Perché loro stanno facendo lo stesso errore che stavo facendo io, che è quello di cadere appunto nel vicolo cieco che ha illustrato prima Gianluca. Questo vicolo cieco qual è? Il vicolo cieco dell'autonomia. È un vicolo cieco perché alla fine le riforme a Roma non si possono più ottenere. L'unica strada è questa, è l'unica percorribile. Secondo me ci sono buone possibilità di riuscirci, perché basta coinvolgere le persone e l'indipendenza non è molto lontana, basta solo un referendum, e noi siamo un popolo, visto che vige il principio dell'autodeterminazione dei popoli riconosciuto a livello mondiale, non vedo perché dobbiamo essere per forza all'interno di uno Stato che è l'Italia, il quale, se non ricordo male, comunque è storia, ci ha annesso con un referendum, giusto, nel 1866, che è un referendum truffa, e comunque vedete che anche allora ci fu un referendum, quindi perché non possiamo rifare un referendum dove ci sia magari anche un controllo internazionale, dove nessuno vada a fare delle pressioni sulla gente che vota? Voglio vedere io se la gente vota sì o no per restare con Roma. Vediamo, facciamola questa prova. So che mi sa che qualcuno non ha voglia di farla perché sa già che la gente voterebbe sì, è scontato. Noi, dal nostro punto di vista, almeno per me, io su Brescia lavorerò in sintonia con Ludovico e con Gianluca per creare un gruppo forte che porti avanti questa idea, che riesca comunque a ottenere l'indizione di questo referendum. Questo è l'obiettivo principale. Farò di tutto per arrivare a questo risultato, nel limite delle mie possibilità, chiaramente umane. Ecco. Stiamo lavorando. Ecco, credo che dopo il percorso che ho fatto, sia in internet, sia leggendo i giornali e tutto quello che ho fatto, ho ritenuto il Partito Nazionale Veneto l'unico credibile in questa fase, perché ho visto i manifesti che propone questo nuovo movimento Lega Lombardo-Veneta, mi è venuto da ridere, cioè la fotocopia spaccata della Lega è già in un vicolo cieco quando è partito, quindi ecco perché secondo me vedo come il messaggio che porta avanti il Partito Nazionale Veneto innovativo, perché alla fine è uscito da questo vicolo cieco, e questo è il messaggio importante. Il vicolo cieco non c'è più, dobbiamo solamente portare avanti questo messaggio, far capire alla gente che
come per l'Unione Sovietica questo passo non è così lontano, ci manca solo una votazione e poi abbiamo la nostra libertà di gestirci e di vivere liberamente, quello che oggi purtroppo io vedo non succede. Siamo colonizzati, lo vediamo tutti i giorni, lo vedo negli enti, lo vedo negli ospedali, lo vedo nelle amministrazioni pubbliche, nella scuola. Quando vedo sinceramente i carabinieri che girano, li vedo come dei colonizzatori che mi controllano. Questa è la mia sensazione, penso che sia la sensazione che hanno anche tanti altri. Purtroppo loro fanno il loro lavoro, sono mandati dallo Stato italiano, vogliono portare avanti questo sistema che ormai non è più gestibile. Il nostro lavoro sarà quello appunto di arrivare a questo referendum, e io ci metterò tutta. Da parte mia ho lanciato anche il discorso della partecipazione appunto del Movimento Nazionale Lombardo alle elezioni provinciali, presentando delle liste a livello comunale sia a Salò, a Gavardo, in altri comuni. Sto già lavorando, ho già trovato delle persone che comunque vogliono aderire, e se c'è qualcuno anche qua di Salò, che vedo qualche faccia che mi sembra di Salò, se è disponibile a partecipare o dare la propria disponibilità per portare avanti questo progetto. Ecco, siamo disponibili anche a instaurare dei rapporti anche con eventuali liste civiche nei paesi, quindi si può ragionare su qualsiasi situazione. Vediamo, noi lavoreremo e cercheremo di portare a casa il maggior risultato possibile. Non so se avete domande, io penso di essere stato abbastanza esaustivo. Grazie.